si riprende e siamo 4-3, 2-1, 4-3. Giorgia Del Nero al servizio. No, invasione fischiata. Non ci sembrava. Invasione. Sono andate i due sul pallone. Pare che una delle due abbia toccato la rete. La signora Brambilla ha visto questo, ha fischiato invasione. Siamo 4 pari, 2-1, 4 pari. Susanna prova a schiacciare ma tiene il muro di Almese. Contrattacco. Aia, sbuccia il pallone che a momenti colpisce la nostra telecamera. E siamo 5-4, 5 Almese, 4 Novi. C'è uno scambio molto che schiaccia la numero 12, tieni Marisio. Del Nero per De Ambrogio, salva il libero Bertolotto, contrattacco Almese, tocca appena al muro, salva Olivero. Susanna, alzati Del Nero per vediamo fallo. Che cos'è? Vediamo il fallo che ha fischiato. C'è stato un fallo fischiato accompagnata a Del Nero, però c'era anche il centrale quasi in un tetto. Vabbè, l'arbitro ha deciso così, bisogna rispettare le decisioni dell'arbitro comunque in qualsiasi caso, sia a favore che contro. E ora Novi giustamente chiede formazione per interrompere il ritmo alla squadra torinese, così come ha fatto in altri due frangenti la squadra di Torino. 6-4, siamo 6-4. Al servizio Almese, riceve Cantini, attacco al centro di Moro, bucato il muro di Otto Silvia e, se non mi sbaglio, Maurino Giulia. Sì, Maurino Giulia. E siamo 6-5. Sempre molto vicine le due squadre alla battuta da Federica De Ambrogio. Noia. Lungo il servizio di Federica De Ambrogio. Battuta a vuoto e 2 punti di vantaggio per Almese. Siamo 7-5. Con il servizio Salvi Biagi Silvia, brutto errore di Mariso in ricezione e da un possibile punteggio di parità ci si riporta sul 5-8 con 3 lunghezze per Almese. Al servizio Biagi Silvia, tocca il nastro, salva Moro con una mano, vediamo Cantini, bella schiacciata però è tenuta molto bene da Almese. Contrattacco di Susanna Olivero, tenuto da Almese. Ancora un contrattacco, questa volta piazzato di Cantini, non poteva fare altro in quanto la palla era molto distante. C'è un pallonetto spinto della 18, vediamo Susanna Olivero, mani out e siamo 6-8. Buon punto dell'opposta novese, siamo 6-8. Moro Giulia serve 8-6. Invasione fischiata questa volta a Novi, nessuna protesta. 9-6.
una dirompente schiacciata di Susanna Olivero, scusate, dirompente schiacciata veramente di grandissima potenza, cerca di salvare Almese, non ci riesce, tocco mani out e siamo 9-7. La Susanna va in battuta, riceve bene, sì, buona ricezione di Almese, attacco da in seconda linea tenuto, contrattacco, pallonetto di Fracchia tenuto da Almese, tiene Susanna Olivero, prova Cantini, tiene un pallone difficilissimo e ancora tocca, scusate, ecco Del Nero per fuori Del Nero per la Susanna Olivero Susanna, questa volta è fuori, 10-7, 7-10, c'è una contestazione da parte del capitano di Almese, non si capisce perché c'è stata una contestazione, probabilmente sul tocco di qualche giocatrice novella. Al servizio Maurino Giulia, Cantini prova il tocco di seconda, punto in mezzo al campo di Olivero Susanna, cerca di tenere salvi Biagi Silvia, stavo chiamando Salvi come il vice coach della Novi Pallavolo, la giocatrice dell'Almese. Schiacciato al centro e punto per Almese, 11-8 per Almese. Tre punti da recuperare. Riceve Cantini, prova dopo una brutta ricezione Del Nero di seconda. Cantini non se la sente da schiacciare dalla seconda linea, ma la palla effettivamente era troppo staccata. Punto, però è tocco. Giusto così, giusta la decisione di Fontenelli e Brambilla. C'è stato un tocco da parte del muro della Novi Pallavolo femminile e un break adesso di più punti per Almese. 13-8. 13 Almese, 8 Novi. Questa volta il salvataggio fortunoso da parte di Novi e c'è un gravissimo, questo è veramente grave, errore di Biagi Silvia, che un pallone staccato la colpisce veramente male, va a finire di un metro abbondante fuori dal campo. Buon per Novi e siamo 13-9. Comunque sono sempre i 4 punti che dividono le due squadre. Lunga la battuta di Martina Fracchia, Muratto l'opposto torinese, vediamo altro attacco, sta tenendo altra tenuta da parte di Novi, vediamo questo attacco dell'opposta 17, questa volta va a segno Lisa Hermes, muro fuori al terzo tentativo, riesce il punto e siamo 14-9. Serve Pettilicchio Gaia per Almese, riceve Cantini, Del Nero, De Ambrogio, tocca il muro di Almese, punto per Novi, 14-10. Almese 14, Novi 10. 2-1 per Novi il parziale. Tocca ancora Del Nero andare al servizio, sempre sul 14-10. Attacco di Almese tenuto, contrattacco di Novi, tenuto di nuovo, bellissimo salvataggio di Mariso. Vediamo la Olivero Susanna,
bellissima questa volta la schiacciata dall'attaccante novese, passa in mezzo al muro della 8 e la 17, ovvero Ghiotto Silvia e Care Vittoria, e siamo 14-11. È passato proprio in mezzo alle mani del muro della Isil Massi Volley. 14 al mese, 11-9 a servizio del Nero Giorgia. Palletta del 17 la Vittoria, che ha già fatto più volte questo tocco, questa volta non scavalca il muro tocca, però tocca ma la palla va fuori. È una palla che la numero 17 nell'arco della partita ha già fatto più volte e più di una volta è andata a segno. Ora va al servizio, riceve Marisio, bagger di Del Nero, attacco di Olivero, punto. Tocco da parte, è stata data toccata alla squadra torinese, e siamo sul 12-15. Ora c'è stato un cambio, al servizio è entrata la Cattaneo Margherita al posto di Ambrogio Federica. 15-12, contrattacco muro di Cantini Amoro, ancora un attacco della 17 che colpisce malamente il pallone, la Care Vittoria, e siamo 13-15, 13-9, 15 Isil Massi Volley. 2-1, 13-15. Serve ancora Cattaneo, palleggio di Almese, e la numero 12, la Biagi Silvia, con un tocco davvero questa volta non irresistibile, riesce a conquistare il 16° punto per Almese. Siamo 13-16, 13-16 per Almese. Riceve Marisio, in bagger Del Nero. Fallo. La numero 4 è palleggio di Almese, compie una doppia e siamo 16-14. Batte Moro. C'è stato un pallonetto dove Moro ha provato a lanciarsi, mancando completamente il pallone. Certamente, essendo un centrale molto alto, non è certo, diciamo, la sua specialità di recuperare i palloni. Ci ha provato, non ci è riuscita. Comunque solo il fatto di averci provato dà suo merito. Ci pensa Fracchia con la sua solita schiacciata al centro a riconquistare il pallone e a portare la squadra novese nuovamente sotto, ma di 2 lunghezze solo. 17-15, 17 Almese, 15-9. Olivero Susanna al servizio. Fallo fischiato dal secondo arbitro, un fallo di formazione. Va a chiedere spiegazioni al secondo arbitro la capitana, la numero 11. La signora Brambilla Barbara è sicura del fatto suo e infatti viene confermato il fallo di formazione alla squadra torinese. Un punto solo adesso divide le due squadre, un punto solo. Al servizio della Susanna Olivero. È tenuta la schiacciata alla squadra ospite del Nero. Cantini, muro out, mani out di Cantini, 17-17, e secondo time out richiesto da Almese. Siamo 2-1, 17-17. Time out secondo per mister Giovale e un attimo di pausa per questo secondo tempo richiesto dalla squadra torinese.
2-1, 17 pari, terminato il time out, 2 time out chiesti dal mese e al momento ancora nessuno richiesto da noi. 17-17 con il servizio Susanna Olivero per la compagine di Novi. 17-17. Vediamo l'attacco ed è Murata ha tentato il mani outer Movlisa. No, che succede? È stato dato il punto mi chiedono di consultare il secondo arbitro, il primo e il secondo arbitro. Una decisione che sinceramente non abbiamo capito. Comunque il punto è stato segnato ad Almese. Non ho seguito, non ho capito il perché quel fallo sia stato fischiato. Ora c'è un cambio. Cambio Almese, time out Novi. Ora la palla è da un po' che è ferma tra contestazioni, sostituzioni e cambi e formazioni. Va bene, si riprende 18-17 per Almese. Al servizio la numero 4 Maurino Giulia. Gravissimo errore. La palla sarebbe uscita di un po'. Nessuno l'ha chiamata out alla Cattaneo Margherita che tocca il pallone. Peccato veramente. Questo servizio sarebbe uscito. 2 punti gettati al vento, uno su un fallo fischiato dagli arbitri e uno su una ricezione della Cattaneo Margherita, ma può succedere. Questa volta è fuori diretto, nessuno tocca, non succede come prima e siamo sul 18-19. Al servizio Cantini per Novi, 19-18, serve Cantini, un punto di vantaggio per la squadra ospite, riceve bene Almese, palla fuori, la palla è fuori, attacco fuori, tra l'altro nuovamente un palleggio sinceramente dei non più puliti. Lo definiscono dei non più puliti da parte del palleggiatore ospite e siamo 19-19. Il fallo di palleggio chiaramente a discrezione del primo arbitro che a volte fischia, a volte non fischia. Accettiamo comunque la sua direzione. Batte Cantini, 19 pari, riceve bene Almese, attacco al centro di Pettinicchio, prova a rincorrere un pallone incredibile a Del Nero dopo che Olivero aveva toccato il pallone. Un punto di vantaggio per Almese, serve la Isa Hermoff, la numero 18, e un punto di vantaggio per dentro. Punto assegnato. 21-19. 20-21, siamo a 20-21. Siamo
un attimo di confusione, c'è un attimo di confusione, anch'io ho assistito, c'è stato un cartellino giallo probabilmente alla numero 12 Martina Fracchia della Novi Pallavolo, che fortunatamente però non ha dato cambiamenti al punteggio. Bisogna mantenere la calma in queste frangenti della partita, dobbiamo mantenere la calma se si vuole portare il risultato in nostro favore. Punto. Fuori, mi sembrava dentro, se è uscita davvero di pochissimo. Va bene, ecco, 20-22, peccato. Venti a 22, il Marisa tiene. C'è un muro, adesso vediamo, attacco al centro, Moro, bel muro di Moro alla numero 8, di 8 Silvia, bel muro, e siamo 21 a 22, con Del Nero Giorgia al servizio. C'è stata un attimo, ripeto, di confusione in campo, la posta è alta e può capitare che in momenti della partita si perde un attimo la calma. 22 a 21, tiene la Moro di Nocca, riesce a mandare il pallone dall'altra parte, schiaccia la 17, tiene Del Nero, no, Cantini prova ma la palla è assolutamente fuori asta. Brutto questa volta il bagger di Cantini, ha tentato la Susanna di schiacciare la palla, ma la palla è scivolata nettamente al di là dell'asta, per cui fuori dal terreno di gioco, e siamo 21 a 23 per Almese, 2 a 1 per Novi, time out questa volta chiesto da Novi. Si riprendiamo il gioco sul 23 a 21 per Almese, 23 Almese, 21 Novi, al servizio la numero 17 Gare Vittoria al servizio, vediamo 23 a 21 per Almese, il suo servizio in rete, 22 a 23, servizio in rete della 17 Gare Vittoria, al servizio Federica De Ambrogio per la Novi Pallavolo femminile sul 23 a 22. Riceve Almese, 23 a 22, attacco di banda, non tiene De Ambrogio, e siamo 24 a 22. 24 a 22, sì. 24 a 22, ancora un time out a Stori che chiede giusto in questo preciso istante. 24 a 22, 2 a 2, cioè scusatemi, i time out sono 2 per parte, 2 a 1 i set, e il parziale 22 a 24 per Almese. Ultimo time out di questo set. Si riprende a giocare, 24 a 22, con al servizio la numero 12 Biagi Silvia serve per Almese. Muro di Almese della numero 8 di 8 Silvia, e siamo 2 a 2,
tie break per vedere chi sarà la vincitrice di questa partita. 2 per Almese, 2 per Novi. Adesso sorteggio, infatti è sceso dal seggiolone il primo arbitro, signor Fontanelli, e ci sarà il sorteggio tra le due capitane, ovvero la numero 11 Petenicchio e la Del Nero. Siamo 2-2, un attimo di sosta e tie break tra le due squadre.